soltanto 3 brevissimi riferimenti perché sono 3 questioni che ha sollevato il Presidente Zaia, che sono state riprese in altro intervento e su cui secondo me vale la pena fare qualche piccola precisazione. La prima questione sono le case di riposo, di residenzialità e semiresidenzialità per anziani e disabili. Ora, benissimo, l'ho detto anche in correlazione, la manovra fiscale in legge di stabilità. Benissimo anche quel minuscolo contributo, si parla di 50 milioni a livello nazionale, che forse, se viene approvato l'emendamento che abbiamo presentato, riguarderà anche le case di riposo della nostra regione. Ma noi davvero pensiamo che bastino questi 2 interventi per mettere in sicurezza l'aumento delle rette nelle dimensioni di cui ci hanno parlato gli istituti di residenza? Perché guardate che se pensiamo che basti questa roba qua, viviamo sulle nuvole. E non è un problema se siamo bravi o non bravi ad amministrare, perché se le bollette aumentano uguali in Veneto, in Emilia e in Calabria. Il problema è che dobbiamo aver chiaro che questi interventi non saranno sufficienti. Seconda questione, scuole paritarie. Ora, chiariamoci. Il Veneto è l'unica regione in Italia che ha un sistema di servizio educativo all'infanzia fondato principalmente, in maniera largamente maggioritaria, non su istituti pubblici, ma su istituti privati. Non succede dalle altre parti. Questo perché? È una questione di cultura, di tradizione. Noi siamo la terra delle parrocchie, dei campanili e sicuramente la spinta cooperativa e volontaristica che in questa regione ha creato non solo le società ma anche le infrastrutture sociali, ci ha consentito di sviluppare, tramite la sussidiarietà orizzontale, servizi diversi dalle altre regioni. Questa cosa è ovvio che è tipica del Veneto e non esiste da nessun'altra parte, forse un pochino in Piemonte. Quando il Presidente dice le scuole paritarie del Veneto non costano niente allo Stato, dice la verità. Il problema è che costano tanto ai cittadini. Perché se io iscrivo mio figlio alla scuola materna pubblica, spendo 30 euro al mese. Se io iscrivo mio figlio alla scuola materna paritaria, come ho fatto io con i miei, malgrado il contributo del comune, malgrado il contributo della regione, io se mi va bene spendo 160 euro al mese. Tant'è che in Veneto succede che le persone con meno disponibilità vanno alla scuola materna pubblica e le persone un po' più fortunate possono mandare i loro figli alla scuola materna paritaria. È un sistema che funziona? Sì. È un sistema gratis? No. Perché di gratis in questo mondo non c'è niente. Lo Stato risparmia e pagano di più i cittadini. Anche a chi dice bene lo stanziamento sulle scuole paritarie, lo dico per portare qualche elemento di verità, con la variazione di bilancio che andremo ad approvare, l'emendamento che andremo a approvare, noi portiamo lo stanziamento esattamente ai livelli dell'anno scorso, perché siamo arrivati con un bilancio che aveva 31 milioni, quindi 2 milioni in meno rispetto allo stanziamento iniziale del 2022, vado a memoria ma vi assicuro che sui numeri, e arriviamo esattamente allo stesso livello dell'anno scorso, quindi non applaudiamo perché abbiamo fatto uno sforzo pazzesco sulle scuole paritarie. Siamo arrivati in extremis a stanziare la stessa cifra con un piccolo dettaglio, le bollette e i costi energetici delle scuole paritarie. Quindi anche lì, ragazzi miei, non peggioriamo, ma prepariamoci perché da qua, guardo la storia Calzavara, a 3 mesi le associazioni delle scuole paritarie ci diranno e non ce la facciamo più e dobbiamo aumentare le rette. Terzo tema, le borse di studio. So che se ne è parlato tanto, ma siccome è una questione di cui abbiamo discusso lungamente anche in commissione, è giusto inquadrarla. E la Regione del Veneto, per la prima volta dopo tanti anni, ha cominciato a non avere più abbastanza risorse per pagare le borse di studio agli studenti risultati idonei. In una fase in cui, l'abbiamo detto tante volte, le difficoltà economiche delle famiglie si stanno aggravando, io credo che questo, dal punto di vista della coesione sociale e delle pari opportunità, sia un arretramento.
Allora mi potete parlare di Intel finché volete e io vi applaudirò finché avrò mani se Intel dovesse raccogliere la nostra proposta. Ma finché in Veneto ci saranno studenti che pur avendo per merito e per censo diritto a una borsa di studio e non potranno frequentare le università venete perché la regione non mette abbastanza soldi, io continuerò a dirvi che secondo me stiamo sbagliando qualcosa su quella politica lì.